cioè non ci sembra vero ancora, non ci crediamo. La notizia della scomparsa di Walter Ross ha lasciato senza fiato i tanti amici e soprattutto i colleghi del Celtic Pub. Il locale in centro storico a Treviso era la sua seconda casa. Walter, fra queste mura, era molto conosciuto dal popolo della notte che ogni sera, varcando le porte del pub di via Roma, lo vedevano sorridere dietro al bancone quando serviva le birre. Walter era una persona allegra, sempre sorridente, sempre di buon umore. Potevi scherzarci quando volevi, per noi era un fratello, era tutto. Bastavano poche parole per entrare in confidenza, il classico barista con il quale ci si sofferma per ore a parlare, una persona che sapeva ascoltare, che sapeva farti ridere. Eri giù di morale, lui ti tirava su, ma bastava guardarlo perché ti tirasse sul morale. Sempre pieno di vita. Lui aveva sempre voglia di vivere. Walter Ross, 54 anni, abitava a Silea con la moglie Elena, tuttora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale dell'Angelo. Aveva lavorato per diverso tempo per una ditta di disinfestazioni, ma da 8 anni ogni sera scendeva a Treviso con il suo scooterone per mettersi dietro al bancone. Pochi mesi fa Walter era andato in vacanza a Tenerife per qualche giorno di relax, ma oltre al mare e al sole amava passeggiare con il suo cane e andare a pescare. Perché lui lo faceva tutti i giorni, cioè se lui lavorava la sera, lui la mattina ci andava a fare un giretto, faceva andata e ritorno, lui aveva voglia di vivere. Walter poi alla sera tornava ad occuparsi con maniacale precisione del pub. A volte i colleghi lo prendevano in giro per com'era preciso, ma ora che non c'è più ci si rende conto di quanto mancherà la sua simpatia. Come faremo senza Walter?